Al via ieri sera l'edizione 2018 dei Teatri di Pietra presso lo splendido scenario dell'area archeologica di Recrea Minoa, Cattolica Eraclea. A fare gli onori di casa il sindaco della città, Santo Borsellino, che ha voluto rimarcare come l'amministrazione comunale ci tiene a mantenere l'appuntamento annuale con le manifestazioni teatrali dei Teatri di Pietra, che raccolgono il consenso di tanti spettatori appassionati alle tragedie greche, ma anche ai luoghi. Sono 4 gli appuntamenti in cartellone, dopo quello di ieri sera, Ippolito di Euripide, con la regia curata da Alberto Rofino, che narra la storia di Fedra, Ippolito e di Teseo. Quindi il 10 agosto appuntamento con lo spettacolo Le Nuvole, un adattamento da Aristofane con la regia di Valentino Ferrante. Il 18 agosto La Donna di Samo di Menandro con la regia di Silvio Giordani, per terminare il prossimo 24 agosto con l'opera Ring Parabel, la parabola dei tre anelli, con la regia del patron dei Teatri di Pietra, il regista Aurelio Gatti. Sindaco, anche quest'anno come ogni anno rivivono con i Teatri di Pietra questi luoghi di grande carisma e grande importanza. Sì, con molta soddisfazione continuiamo a portare avanti i Teatri di Pietra, perché per noi è molto importante, perché valorizzare il nostro territorio. Già ci basta quest'anno aver avuto i problemi dell'erosione, sperando che ora iniziano i lavori a novembre, e noi questo territorio dobbiamo farlo diventare più accogliente, più ricco, e il turista deve essere a casa sua. Questo è diventato un appuntamento comunque fisso che fa rivivere questo territorio e che pone la cultura anche al centro di quella che è la vostra azione politica. Sì, naturalmente, perché noi abbiamo la possibilità in questa zona al turista di garantire sia la cultura che il mare, e quindi valorizzare questa risorsa Eraclea Minoa è un punto di forza non solo di Cattolica, anche nel territorio, nei paesi limitrofi. Cattolica, esempio, nell'area Erderne, che facciamo parte di 12 comuni, Eraclea Minoa è l'anello trainante e ci sono dei finanziamenti riconosciuti solo per Eraclea Minoa, quindi dobbiamo valorizzarlo e dobbiamo migliorare sempre. Spero che i prossimi anni anche chi è di competenza essere più celere a dare l'autorizzazione. Questa sera Teatri di Pietra si apre con Ippolito di Euripide, una tragedia nella quale amore e morte ritornano vivi, con intrighi, con il senso della famiglia, con personaggi particolari. Ecco, perché l'avete scelta e come l'avete portata in scena, perché comunque è una trama molto complessa. Allora, l'abbiamo scelta intanto perché tutti i temi che tu adesso hai elencato sono tutti temi eterni, quindi ci stavano allora, ci stanno ancora oggi e ci staranno credo sempre. Noi abbiamo scelto un'ambientazione anni 50 americana, un po' perché ci sembrava che la storia di Fedra potesse rispecchiare bene quel periodo storico lì, si inserisse bene in quel periodo storico lì, un'America un po' razzista, un po' diciamo con una condizione femminile abbastanza, la donna a casa, casalinga, che difficilmente aveva diritto di parola all'interno della famiglia. E poi l'ho scelta perché la seconda parte di questa tragedia, nella quale appunto entra come protagonista Teseo, il padre famiglia, mi sembra scritta proprio ieri, diventa una tragedia modernissima. Nella prima parte si fronteggiano gli dei e Afrodite, che in qualche modo tiene il polso di tutta la situazione. Nella seconda parte diventa quasi un dramma moderno, contemporaneo.